Gentili amici del Grande Futsal, buonasera da Gabriele Papolla e benvenuti a Fasano. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Itria e Soverata, valida per i playout di Serie A2 Elite, gara di ritorno. 1 contro 1, sposta il pallone sul destro, ha spazio per calciare e trova la via del gol. 1-0 Itria dopo 54 secondi. È la Domada a sbloccare la contesa. Ancora Ferri, avanza largo da Bruno, cerca il secondo palo, la deviazione, la palla che termina in porta. 2-0 Itria, l'autogol sul tentativo di imbucata di Bruno. Quella giocata in banda da parte di Abate, raddoppiato, lotta D'Aversa che, anzi Semeraro che ruba palla. Eccolo D'Aversa, è zona tiro per lui, prova col mancino, trova la deviazione e trova il gol del 3-0. Palla in avanti, intercettata però dalla Domada. Ricci avanza e calcia, trova l'angolo e realizza il gol del 4-0. L'anticipo di Bruno, 3 contro 1, la palla è per la Domada, l'uscita di Lombardo a vuoto, la Domada deposita in rete. 5-0. Dall'altra parte c'è Palmisano, D'Aversa trova un buon corridoio, Borselli secondo palo, arriva a chiudere proprio Palmisano. 6-0 Itria, bella ripartenza finalizzata al meglio da Palmisano. Chiusura da parte di Borselli e riparte, si guarda indietro, non c'è nessuno, allarga le braccia, allora va da solo Borselli con deviazione e la palla che termina in rete. 7-0 il gol di Borselli, classe 2009. La Domada 1 contro 1, la Domada va sul destro, è zona tiro, calcia la Domada e trova l'angolo giusto. 8-0 la Domada, palla sempre sotto il suo piede, in avanti da Pesic, cerca ancora l'imbucata, la deviazione, il palo a salvare l'Itria. Semeraro arma il destro, ancora una gran parata di Angelino. Secondo tempo qui il Soverato si è affacciato alle parti di Mastrovito, che è stato protagonista con diversi belli interventi. Qui la Domada, eccolo il gol dell'Itria nella ripresa, lo realizza la Domada. 9-0 di fatto in 4 contro 3, perché Canistral resta fermo lì, arriva il palo colpito da Palmisano, avanza, prova a liberare il destro, finta, la Domada va col mancino e coglie ancora un palo l'Itria con la Domada in possesso del pallone. E arriva il gol qui dell'Itria con Palmisano, bravo a girarsi e a fulminare Angelino. 10-0 il gol ancora di Palmisano, mentre suona in questo momento la sirena a Fasano. Itria 10, Soverato 0.